Il corpo, riverso sulle scale, è stato trovato dalla moglie con la corda ancora al collo. Per il peso si era staccato dal soffitto, ma Lorenzo Meggetto, imprenditore 67enne di Zellarino, era già morto soffocato. La decisione di togliersi la vita nel magazzino annesso alla sua abitazione era legata quasi certamente a ragioni economiche. L'imprenditore, fondatore insieme ai fratelli della notissima catena di calzature Meggetto, dalla quale era uscito per avviare un'attività in proprio, era nei guai con Equitalia. La sua casa sembra stava per essere pignorata. Accanto al cadavere decine di incartamenti, cartelle esattoriali e ingiunzioni di pagamento e nessun biglietto. Inutili, disperati tentativi di soccorso effettuati dagli operatori del 118 chiamati dalla moglie in lacrime. Meggetto lascia anche un figlio e 3 figlie. Nessuno dei congiunti ha voluto commentare la tragedia, chiedono rispetto per il loro dolore. Purtroppo questo è un altro accadimento molto grave, molto pesante per la comunità, credo, mestrina, perché è un nome storico di un'impresa, insomma, commerciale che ha segnato la storia anche di questa città e quindi ancora oggi, ancor più in questo momento, in queste gravi situazioni, c'è la necessità di aiutare i piccoli imprenditori. Cordoglio anche dalla Confcommercio veneziana. La notizia ci addolora, scrive in una nota il presidente regionale Massimo Zanon. È una perdita per l'imprenditoria del nostro territorio che, a prescindere dalle cause, lascia un vuoto anche nel mondo associativo. I funerali di Lorenzo Meggetto si svolgeranno lunedì mattina alle 11 nella chiesa di San Vigilio a Zellarino.